Bentornati e bentrovati a Storie. Raccontiamo in queste puntate le vicende delle poleis, di quelle città antiche della Grecia che non sono le città come le intendiamo noi oggi, ma sono delle strutture sociali originalissime, fondate soprattutto sulla coscienza di appartenere ad un'unica casa e fondate sul potere dell'assemblea al discapito del potere del re. Quindi polis aristocratiche, polis indipendenti, polis con una tipica conformazione urbana che hanno nell'agorà e nell'acropoli i loro centri vitali e i loro centri di identità più forte e più importante. Ecco, in questo contesto la domanda che ci viene spontanea è: ma quali erano le diversità fra le polis? Le diversità fra le polis erano molte, al di là dei caratteri comuni c'era una diversità dettata da avere origini diverse e c'era una diversità dettata dall'avere influenze diverse, al punto tale che le polis erano sempre in guerra le une con le altre, le città erano sempre in guerra le une con le altre per uno, per taluno, per il tal'altro motivo. C'è addirittura una guerra che ha dato origine a un modo di dire, la guerra lelantina, questa guerra che era stata intrapresa per la conquista dell'Eubea, per la conquista di questa regione da due polis importanti dell'epoca, era una guerra infinita, per cui entra nel modo di dire greco, il fatto di fare una guerra lelantina. Una guerra lelantina è una guerra infinita che non finisce più per il possesso di qualcosa che si è quasi dimenticato. Ecco, la guerra lelantina è una guerra che affonda le sue origini nei primi passi delle polis, in questo VIII secolo a.C., dove la Grecia esce dal Medioevo ellenico e va verso nuove forme di civiltà. Nuove forme di civiltà in cui emergeranno soprattutto due grandi poleis, le conoscete, le sapete, la poleis di Atene e la poleis di Sparta. Gli ateniesi, abitanti dell'Attica, discendenti degli Achei, che dicevano di essere nati dalla terra e di non essere mai stati invasi da nessuno perché avevano respinto l'invasione dei Dori, e dall'altra gli Spartani, fieri combattenti che invece erano figli degli invasori Dori e che proprio perché erano figli degli invasori Dori si ritenevano potenti guerrieri, dove avevano potere soltanto gli Spartiati, coloro che erano capaci di combattere e di difendere la città da tutto quello che in qualche modo poteva minacciare al loro esterno. Queste due grandi città, Atene e Sparta, di cui racconteremo moltissimo nelle puntate a venire, ecco, si contenderanno il dominio via via negli anni, ma sarà qualcosa che andrà maturando, sarà qualcosa che andrà sviluppandosi in maniera carsica, a volte venendo fuori più forte, a volte rimanendo più nascosta. Prima i greci dovranno passare attraverso un sacco di eventi, tanto lo sviluppo delle loro città, poi il comune nemico che sarà il comune nemico dei persiani, e poi finalmente ci sarà il grande sfronto, il grande scontro finale, il grande duello finale, quello fra Atene e Sparta. Ma questo sarà quasi alla fine del mondo greco. Prima infatti c'è tutta una storia, c'è tutta una civiltà da raccontare, e noi lo faremo sempre qui a Storie, anche domani.